Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Domenica 22 maggio, nella splendida cornice del Teatro Sociale di Badia Polesine, appena riaperto dopo un accurato restauro, i Lions del distretto 108 TA3 hanno festeggiato la conclusione del 15° anno di attività. Un anno, ha detto il governatore Dario Nicoli, che ha visto realizzate numerose attività di servizio. E insieme con i Lions del Triveneto abbiamo portato avanti il progetto Una protesi per i bambini di Haiti amputati dal terremoto, service che è già in corso d'opera, e il progetto per la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Veneto, della provincia di Trento e della Regione Friuli Venezia Giulia. Tempo di bilanci anche per Francesco Castellana, coordinatore dei Leo, gli Under 30 dell'associazione. 10 anni di carriera ho avuto modo di imparare tantissime cose, di imparare a gestire delle persone, a gestire molte situazioni, cose che all'esterno dell'associazione difficilmente sarebbero state possibili. Difficile fare un po' un bilancio dell'annata, in quanto quest'anno è stato un anno un po' di transizione da una vecchia generazione di Leo a una nuova generazione di Leo, in quanto l'anno prossimo il consiglio direttivo distrettuale sarà completamente rinnovato, dal presidente fino all'ultimo degli officer. E questa è una cosa molto bella per l'associazione, il ricambio. Chiaramente poi i risultati si vedranno l'anno prossimo ormai. Impeccabile l'organizzazione dell'evento, curata dal presidente Lion di Badia Polesine, Marco Bardini. Come attività collaterale è stata organizzata una visita guidata alle ville palladiane di Fratta Polesine, Badoera e Molina Vezzù e alla scoperta dei percorsi carbonari. Questa mattina noi abbiamo mandato i nostri ospiti e gli accompagnatori dei delegati a visitare la città di Fratta Polesine, città famosa per le ville palladiane, una su tutti la Badoera, famosissima e conosciuta, ma anche per ville appartenute ai carbonari, i quali proprio in una di queste, la villa dal Molino a Vezzù, subirono un arresto, poi riportato anche dal Pellico nelle sue memorie dallo Spielberg, perché alcuni carbonari di Fratta furono proprio rinchiusi in questa terribile fortezza. Quindi esistono alcune ville, assieme a quella anche del famosissimo deputato Giacomo Matteotti, che seguono un percorso chiamato appunto percorso carbonaro. È un bellissimo itinerario, poco conosciuto ma veramente molto molto bello. Molte le autorità civili e laionistiche che hanno presenziato al convegno. Tra queste Stefano Camurri Piloni, presidente del Consiglio dei Governatori. Posso fare un bilancio estremamente positivo perché ho avuto 17 collaboratori splendidi che mi hanno aiutato e supportato. Abbiamo cercato di dare il massimo della chiarezza, della trasparenza e dell'operatività nella nostra annata. Si è portato a termine, credo, una delle cose migliori, coordinata poi dal dottor Nicoli, governatore del distretto TA3, il Lions Quest, che è un importantissimo progetto a favore dei giovani. L'abbiamo ordinato a livello nazionale in modo tale che abbia un'operatività ancora maggiore. Marco Gibini e Fabio Feudale hanno portato il saluto degli altri due distretti del Triveneto. Sicuramente il sunto di quest'anno è stato estremamente positivo. Tutti e tre i distretti hanno collaborato in sintonia, abbiamo effettuato moltissime attività assieme. Il primo service è stato quello di Haiti, in cui l'abbiamo portato a tutti e tre i distretti, e anche l'attività dei 150 anni è stata molto valida perché abbiamo creato una trilogia che è partita prima dal distretto 108 TA1, poi si è spostato nel TA2 e poi nel TA3. Noi siamo stati di esempio ai nostri club, in quanto il laionismo deve essere una grande squadra, e quello che noi abbiamo trasmesso ai club del Triveneto, ricordo che abbiamo rappresentato 6.000 soci, è stato un grande lavoro di coesione e di collaborazione, invitando tutti quanti a fare la stessa cosa. Come di consueto, le note dell'inno nazionale hanno segnato l'inizio dei lavori. È in questa assemblea che i Lions eleggono il nuovo governatore. Per l'anno 2011-2012 sarà una donna, Maria Cristina Palma Biasin. Mi auguro soprattutto di rappresentare i sogni e i progetti che sono nascosti nel cuore di tutti i nostri Lions. Quindi cercherò di rivitalizzare la motivazione dell'appartenenza ad un'associazione di servizio come la nostra, perché se vogliamo veramente interpretare
il nostro ruolo di volontari del servizio dobbiamo in primo luogo manifestarlo con le nostre azioni più che con le nostre parole. Cercherò anche di portare, mi pare ovvio e scontato, il mio temperamento femminile, la mia attenzione alle emozioni e alla sensibilità, senza per questo perdere la razionalità e la buona organizzazione operativa. Gianluigi Recarti sarà al fianco di Maria Cristina Palma come vicegovernatore. I valori su cui si basa la scelta di entrare in un'associazione come questa sono molto forti, sono valori che coinvolgono tutti gli aspetti del vivere sociale, morale, civile e sono radicati su dei principi di fratellanza. Credo che ci si possa riconoscere ancora per molti anni, per sempre, finché i valori dell'uomo sono positivi, finché esiste qualcuno che vuole portare avanti un valore positivo, credo che il Lionismo e associazioni come il Lionismo abbiano un grande futuro davanti. Bilancio positivo dunque per i Lions, che in questo 2011, proclamato Anno Internazionale del Volontariato, si confermano come rimangono una delle associazioni di servizio più impegnate e responsabili sia a livello locale che nelle emergenze internazionali.